Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di Shogun 2 Total War. Quest'oggi ci troviamo nella mappa Pianure in compagnia del nostro esercito, del nostro solito esercito, pronti per affrontare un nuovo avversario che a quanto pare ci ha sfidato nella lista battaglie. Allora, era davvero tanto tempo che non effettuavo una bella partita di Shogun 2 Total War e proprio quest'oggi vediamo un po' di destreggiarci al meglio in questo bel campo di battaglia. Allora, come prima cosa iniziamo a descrivere ovviamente il nostro esercito appartenente alla vecchia via, come potete ben notare, le unità seguono la cara via della spada e in prima linea mettiamo due belle unità di arcieri, due bei monaci guerrieri con arco e di fronte a noi abbiamo un avversario che detiene della nostra stessa via, ovvero della via della spada, non appartiene quindi alla nuova espansione di Shogun, quindi probabilmente avremo uno scontro ad armi pari. Quest'oggi però utilizzerò una nuova tattica di esercito, ovvero posizionerò oltre alle solite katane, ovvero queste belle 4 unità con katana seguite da una unità di razziatori Wako, un'altra bella unità di fucilieri accompagnata da una discreta unità di lancieri che permetterà loro di destreggiarsi e di proteggersi da eventuali cariche di cavallerie nemiche. Ho dovuto fare un po' di fretta ragazzi perché questo stronzone ha appena startato il timer, quindi dobbiamo arrangiarci. Quindi un primo esercito alla nostra sinistra composto da ben 4 unità di katane più un'unità di razziatori Wako e alla nostra sinistra la colonna portante dell'esercito di supporto, ovvero questo piccolo esercito, anzi no, l'avversario detiene di un esercito molto ma molto più diverso dal nostro, ovvero appartiene alla nuova via ragazzi, quindi nuovamente pallottola contro freccia. Vedremo un po' quest'oggi chi vincerà. Raccogliamo le nostre 3 unità di cavalleria di monaci guerrieri con Naginata, le iniziamo a posizionare su questo frontone per dare un po' di visuale e avanziamo ovviamente con tutto il nostro esercito in compagnia del nostro generale, ovviamente comandante. Questo piccolo esercito di supporto verrà utilizzato sul fronte destro, soprattutto per dare un fuoco di copertura alle nostre unità con spada. Allora, innanzitutto, se avessi saputo che era della nuova via, selezionavo altre unità, però a quanto pare ci troviamo in netto svantaggio, ragazzi. Guardate un po', unità nemiche rimaste sono il doppio delle nostre. Vediamo un po' quello che possiamo combinare. In prima linea hanno dei cachi con moschetto e della fanteria orso rosso, però probabilmente loro per andare avanti dovranno entrare in portata avranno la portata a 125, quindi si dovranno avvicinare almeno verso queste posizioni per entrare in portata con i nostri uomini, però i nostri riusciranno davvero a fargli molto male da lontano, visto che abbiamo gli arcieri che possono attaccare a 200 di raggio di portata. Queste unità di fucilieri li possiamo tenere, ovvero i monaci scelti con moschetto, li possiamo tenere quindi un po' nelle retrovie, visto che per adesso non ce n'è bisogno, conquistiamo solo il dojo degli arcieri e con gli arcieri cerchiamo di andare avanti, soprattutto con la nostra modalità fino alla morte, incoraggiandoli di metterli al tappeto. Le cavallerie verranno utilizzate da questo lato per dare un po' di fastidio, anzi una la portiamo pure da questo lato in modo tale da rompere proprio le scatole all'avversario. Vediamo se possiamo fermarci, attiviamo la modalità fino alla morte, molto bene. I lancieri, cavalleria avversaria, cavalleria per gli avversari, vediamo un po', iniziamo a far fuoco. Bene, queste unità le possiamo portare da questo lato ferme sulla collina, visto che l'avversario sta muovendo delle unità di cavalleria anche dall'altro frontone. Queste unità hanno il bonus ovviamente contro le altre cavallerie, ecco perché le ho portate da questo lato. I nostri arcieri hanno l'obbligo di rimanere fermi anche se gli avversari si muovono. Bene, cerchiamo di buttare al tappeto queste dannate unità. Benissimo, soprattutto la fanteria orso rosso che sta avanzando verso di noi, molto bene. Vediamo i cochi con moschetto stanno per entrare in portata, ma ciò non glielo dobbiamo permettere, abbiamo conquistato il dojo degli arcieri. Bene, facciamo immediatamente fuoco qui con una bella ondata di frecce infuocate. Vediamo di mandare immediatamente i lancieri in avanti. Forza, 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 forza per evitare delle perdite imminenti. Adesso manderemo ovviamente tutta la nostra fanteria all'attacco. Avanti, avanti la fanteria immediatamente all'attacco, casomai anche dal fronte opposto la nostra cavalleria. I lancieri, mannaggia, questi me li sono dimenticati. Forza, forza, i nostri lancieri, i nostri arcieri. Forza, scendete, ecco che le unità stanno iniziando a scendere, anche le cavallerie avversarie verranno bersagliate da un fuoco di copertura delle nostre unità ragazzi. Andiamo avanti, a forza. Mamma mia, ecco che lo scontro sta per avvenire, le unità degli avversari sono molto ma molto in vantaggio rispetto alle nostre ed ecco che dall'altro frontone le cavallerie arrivano incoraggiate. Vediamo di buttare giù questo maledetto avversario, dai, dal lato stiamo riuscendo a vincere. Avanti, avanti, ecco i fucilieri di supporto, vediamo se riescono a buttare a terra questi cochi dannati. Molto bene, ecco che le unità iniziano a scontrarsi, ottimo, il primo frontone è stato fatto fuori ragazzi. Vediamo un po' di mandare via queste unità.
L'altro lavoro lo faranno gli arcieri. Da questo lato, attenzione, dobbiamo scoraggiarle. Dai, ottimo. Vediamo un po' di entrare nel combattimento con tutte le nostre cavallerie. Portiamo tutto via, ragazzi, tutto via. Dobbiamo incitare l'avversario ad avanzare. I cari arcieri li metteranno fuori uso. Avanti, torniamo indietro, ragazzi. Avete fatto un ottimo lavoro. Via che ci massacrano questi. Avanti, la fanteria orso rosso la dobbiamo buttare fuori. Vediamo da questo lato come sta andando. Bene, le nostre cavallerie se la stanno cavando molto bene. Adesso però conviene tornare indietro, ragazzi. Torniamo indietro, gli arcieri adesso butteranno tutto via. Queste cavallerie se la devono dare a gambe levate, ragazzi. Mamma mia. Il primo scontro è avvenuto molto bene. L'avversario però ovviamente non avrà altre cavallerie. Chissà che cosa è successo. Probabilmente l'avversario si sarà arrabbiato. Ah no, bene. Siamo tornati nel campo di battaglia. Dobbiamo far fuggire queste nostre cavallerie, come ho detto. Oh mio Dio, ancora. No, torniamo indietro. Che fanno gli arcieri? Via, maledetti, stupidi. Via, torniamo indietro, ragazzi. Torniamo indietro. Maledizione. Dovevano continuare a far fuoco. Chissà che cosa gli è successo. Avanti. Vediamo di mandarli via questi dannati. Dai. Avanti. Spariamo le nostre frecce da lontano. Questi nostri ragazzoni possiamo portarli via. Ottimo, abbiamo fatto fuori la prima linea nemica. Attenzione, queste cavallerie ci saranno utili per attaccare da questo frontone. Abbiamo un'intera unità. Molto bene. Il nostro generale è infine alla morte. Adesso lo possiamo anche eliminare. Avanti, si stanno avvicinando tutti. I nostri fucilieri anche da questo lato. Lancieri in prima linea. Vediamo un po'. Picca in spalla, ragazzi. Il nostro generale, incitiamo le unità di arcieri in modo tale da aumentare la loro abilità nello scoccare frecce. Ottimo, ecco che la cavalleria avversaria cerca. Ecco che entrano in portata. Maledizione, via gli arcieri. Cavalleria da questo lato. Mamma mia, una tattica molto ma molto strana questa. Una battaglia soprattutto molto ma molto strana. Attiviamo la gittata aumentata, ragazzi, con i nostri cari fucilieri. Vediamo se iniziamo a far fuoco. Se possiamo far fuoco. Questi ci ammazzano, però sono in superiorità numerica. Vediamo di attaccare immediatamente, che abbiamo le cavallerie dalla nostra parte. Ottimo, queste cavallerie verranno utilizzate per fare fuori questi dannati avversari che si stanno avvicinando. Bene, le katane, avanti, avanziamo con le katane. Ottimo, da questo lato sono così stupidi che ci vengono addosso. Cavallerie da questo lato. Meno male che abbiamo qualche altra cavalleria, ci deve essere. Vediamo un po' da queste parti se ce n'è qualcuna. Arcieri da questo. Mamma mia, ragazzi, dobbiamo per forza inviare il generale. Una Kikoyari che ci segue a una velocità spaventosa. Dobbiamo bloccare il tutto. I lancieri, ottimi, i lancieri. Bene, attacchiamo. Benissimo. Vediamo un po' questi arcieri dalle retrovie di far fuoco su questi maledetti. Si stanno avvicinando soprattutto altri dannati fucilieri da queste parti. Ok, scontriamoci nel corpo a corpo. Vediamo se abbiamo un bell'urlo di battaglia. No, la nostra cavalleria deve fuggire. Via, scontriamoci qui in mezzo. Qua come sta andando il combattimento? Stiamo vincendo. Bene, continuiamo a far fuoco. Gli arcieri stanno facendo fuoco qua sotto. Avanti, questi dannati, forza, no, qua ci sono i fucilieri maledetti. Torniamo indietro. Questi ormai li dobbiamo fare scontrare. Dai, da questo lato le cavallerie possono dare una mano. Ottimo, continuiamo a far fuoco. Le katane si devono scontrare. Bene, il generale. Dov'è il nostro caro generale? Portiamolo avanti. Queste katane qui in posizione d'attacco. Questi lancieri li possiamo mandare avanti in formazione allargata, seguite anche dalle altre unità di katana. Bene, molto bene, qui li stiamo facendo fuori, li stiamo spezzettando a dovere, ragazzi. Fantastico lavoro dei nostri uomini. Molto bene, adesso vediamo soprattutto di spostarli su questo frontone. Le nostre cavallerie di qua scenderanno come degli infuriati. Vediamo un po' se riusciamo ad attaccarli. L'urlo di battaglia ce l'hanno, ancora no. Attenzione, ecco che volevo proprio che sparassero. Lanciamoci di sopra. Vediamo un po' come sta andando. Dobbiamo atterrire il generale. Altri arcieri che faranno fuoco da questa parte. Il generale adesso attiverà la sua chiamata a raccolta, soprattutto per incitare il morale delle unità. Bene, attacchiamolo di lato. Chiamata a raccolta. Molto bene, adesso modalità fino alla morte, ragazzi. I fucilieri adesso faranno a fettine questi dannati che si stanno avvicinando. Ok, forza, queste dannate unità di katana non si avvicinano. Ok, continuiamo, buttiamo a terra il generale. Buttiamolo a terra. Se distruggono gli arcieri, ragazzi, siamo finiti. Ma perché non sparano questi dannati? Forza. Madonna, hanno addirittura il generale spadaccino. Fatelo fuori, ragazzi. Forza, ce la stanno facendo. Frecce infuocate disponibili, ma non ci serviranno per adesso. Ottimo, i nostri uomini se la stanno cavando molto bene.
No, 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 mettetevi qui da questo lato. Ok, questi chi sono? Koki con katana si stanno scontrando contro le nostre unità scelte, le nostre unità d'elite. Ok, questi fucilieri da questo lato in modo tale da spezzettarli. Bene, a quanto pare ragazzi anche un'altra partita che era iniziata in svantaggio dalla nostra parte siamo riusciti a portarla a termine, garantendo quindi un'ottima vittoria al nostro caro Mork Murder, il nostro Van Helgen generale. Eccolo qui, potete vederlo. Vediamo che combina il generale avversario, ancora vivo questo dannato. Abbiamo terminato addirittura le frecce nelle faretre dei nostri uomini. È una partita davvero molto bizzarra. Credevo che l'avversario avesse un esercito identico al nostro, però a quanto pare aveva delle unità di fucilieri che l'abbiamo fatte a pezzi a dovere. Quindi questa ragazzi potrebbe essere anche un'altra tattica molto importante. Come potete vedere la freccia ha trionfato sulla pallottola. Potete utilizzare questa partita come esempio soprattutto per vedere un po' come fare a pezzi un esercito del genere quando disponete solo delle unità della vecchia via. Comunque ragazzi, al termine di questo video, spero ovviamente che vi sia piaciuto, tengo a precisarvi, visto che in questo periodo ancora non ci sono molti giochi che mi interessano, i giochi che mi interessano ovviamente arriveranno a fine novembre come Far Cry 3, Hitman Absolution, vi chiedo di darvi un parere soprattutto sul gioco che ho intenzione di acquistare in questo periodo, ovvero il simulatore Euro Truck Simulator 2, un gioco che aggancia il genere simulativo gestionale che può essere davvero molto interessante. Quindi se avete intenzione di vedere qualcosa su questo gioco, perché io credo che lo comprerò, anzi molto probabilmente, se avete intenzione di vedere qualche cosa come funziona questo gioco, quindi magari inviate qualche commento oppure un bel voto per farmi sapere il vostro pensiero. Comunque le nostre unità erano 1275, ne abbiamo perse appena 617 e ne abbiamo fatte a pezzi 1841. Una partita davvero molto ma molto rilevante. Alla prossima ragazzi, un saluto dal nostro caro generale giapponese Edward Van Helgen. Ciao a tutti!